Sciacca e Casteltermini, questi due comuni dell'Agrigentino vittime del patto di stabilità, lo hanno sforato nel 2010 e ora sono costretti a pagare le conseguenze anche piuttosto gravi. Entrambe le amministrazioni verranno così punite dal governo nazionale. Il dato sull'inosservanza dei vincoli contabili è stato diffuso dal Ministero dell'Interno, che ha pubblicato l'elenco degli enti locali colpiti dal provvedimento romano. Non si tratta comunque di risorse da sborsare, le sanzioni saranno infatti applicate sotto forma di somme da recuperare sui trasferimenti statali. Il centro montano si vedrà decurtata una somma pari a 280.441 euro, mentre la città delle Terme riceverà 892.200 euro in meno rispetto alla destinazione di competenza. Non si sono fatte attendere le reazioni dei due sindaci, alle prese già, come quasi tutti i loro colleghi, con le difficili dinamiche strutturali della crisi finanziaria. Questa situazione, afferma Nuccio Sapia, primo cittadino di Casteltermini, è stata determinata dalla mancanza di entrate provenienti da Roma, da Palermo e dal minor gettito dell'ICI e minor introito dall'alienazione dei beni comunali che era stata inserita nel bilancio di previsione. Mi preme sottolineare, osserva ancora Sapia, che non deve passare il messaggio che siamo un'amministrazione spendacciona, siamo stati solo penalizzati dal capestro della stabilità. Per quanto riguarda Sciacca, il neosindaco Fabrizio Di Paola, che questa patata bollente l'ha ereditata, ha annunciato che il comune si sta appellando ad una sentenza della Corte Costituzionale perché secondo lui il decreto non va applicato in Sicilia, cioè nelle regioni a statuto speciale.